Buongiorno dall'Arcoveggio, convegno di chiusura della stagione primaverile e giornata interamente riservata ai gentleman. Prima corsa a cavalli di 3 anni, anno di Pippo Axetiere, Akira Pizza, Medipan, Antella Alba dei Greppi, seconda linea Aaron del Ronco e Aura Club Mail. I favori sono per Antella Cla in chiusura, macchina che stacca proprio con Antella Cla veloce che supera Akira Pizza, mentre in terza posizione rimane Arno di Pippo, è partito con cautela invece Alba dei Greppi. Rimane all'esterno Amelie Pan che poi punta in avanti, ma ovviamente Antella Cla se la gioca in testa a questo punto, 15,2 i primi 200 metri di gara, in seconda posizione Akira Piz, a ora al largo Amelie Pan, poi Arno di Pippo e gli altri con la mossa anche di Alba dei Greppi che sposta al largo dopo i 400 in 33. Andatura comunque costante per i primi 400 metri di gara con Amelie Pan che ora va a ridosso della battistrada trascinandosi Alba dei Greppi. A contatto rimane Akira Piz, se ne vanno i 600 in 45,7 con frazione in 15,4. Ora davanti alle tribune non succede nulla praticamente, con Arno Di Pippo che ha anticipato Alba dei Greppi, mentre in coda Aura Club May, mentre sono discoste sia Axe TR che Aaron del Ronco. 1 minuto e 6 decimi il passaggio agli 800 e chilometro in 1,15,8. Sempre leader Antella Clan nei confronti di Akira Pizza. All'esterno Amelie Pan insiste, attacca con decisione a 500 dal palo, è già in grado di mettere il cavallo davanti a Antella Clan. Non è bella di camminata Amelie Pan, ma comunque efficace, ha preso vantaggio. Siamo a metà della curva conclusiva con Amelie Pan in testa, Arno Di Pippo in seconda posizione, poi Alba dei Greppi che cerca di riorganizzarsi, ultimi 100 metri di gara con Amelie Pan in vantaggio. Amelie Pan nel finale controlla la situazione, viene a vincere una corsa meritatissima, secondo posto sul palo per Arno Di Pippo che tiene ancora a bada il tentativo interno di Alba dei Greppi. 1,15 e 1,32 a chiudere, e quando Amelie Pan trotta va davvero forte, lo ha dimostrato oggi. Michela Rossi in sediolo apre quindi la sfilata dei vincitori all'Arcoveggio con un percorso interamente scoperto all'esterno in 2 minuti per vincere comodamente. Il secondo posto per Arno Di Pippo che corre bene nella sua scia, e al terzo finisce Alba dei Greppi. Amelie Pan e Michela Rossi per il training di Salvatore Valentino, la quota di 6,42 al totalizzatore.